Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, in questo giorno santo di Natale, preghiamo questa Santa Messa, specialmente per tutti i benefattori del nostro santuario, vivi e defunti. Siamo Aldo e Marisa. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso, Dio Onnipotente, e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa,
Scrupula Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai creati del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli i suoi monti, i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sió, regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sió. Prorompete insieme i canti di gioia, perché il Signore ha con il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snodato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Egli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. E il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti e di corde, e al suono del coro. Acclamati davanti al Re il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccanti, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto:
tu sei mio figlio. E ancora, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, venuti tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce discesa sulla terra. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso di Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, e Dio era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo dalla luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e è stato per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di divenire figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, il quale non da sangue, né da voleri di carne, né da voleri di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come del che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore. Spuntato per noi, venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Con queste parole, cari fratelli e sorelle, la Santa Liturgia canta la gioia di questo giorno benedetto, quando il Verbo di Dio, Cristo Signore, si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Questo giorno santo, ora è spuntato, fu dai tempi antichi preparato da Dio, come ha proclamato il popolo di Israele dall'amarezza dell'esilio. Prorompete insieme in canti di gioia rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Oggi la Santa Chiesa ripete queste sante parole, proclamando la grande gioia, ma non per la fine di un esilio terreno, ma della schiavitù del peccato che aveva allontanato l'uomo da Dio. Per questo oggi è davvero un giorno nel quale una splendida luce è discesa sulla terra. La luce vera che illumina ogni uomo, Cristo Signore. Questa luce, una luce di libertà e di vita, ci è oggi offerta nella comunione. Pertanto siamo invitati ad accogliere questa salvezza con il nostro umile sì, umile, sincero, amorevoli, e così vivere la grazia di essere figli di Dio, non il figlio nel Figlio Gesù Cristo, grazia che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo, dobbiamo ricordare e vivere sempre. Essere figli di Dio significa anche vivere come fratelli, nel perdono, nella carità, soprattutto verso i poveri, i bisognosi, nel quale riconosciamo il Signore che oggi è nato come povero tra i poveri. Fratelli, non possiamo parlare del mistero del Natale senza ricordarci della Santissima Madre di Dio e sempre Vergine Maria,
Dio ci ha dato la luce, la sfogorata infine Gesù Cristo. Per sua intercessione che possiamo anche noi dare testimonianza di questa luce e così tutti possiamo vedere la salvezza del nostro Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in unum Deo, Pater omnipotente, Factor in cieli et terre, Filium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenicum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deo verum, Deo verum, genitum non factum, cum substantiam in patris, per quem omnia facta sunt, et propter nos domine, et propter nostra salute, descendite et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectit tertia die, et ascendit in caelum, et ad destinam Patris, et iterum venturus et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnino derisidi, et Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum
fratelli e sorelle, preghiamo per la nascita del Figlio di Dio, irradiazione della gloria del Padre luce vera, rivolgiamo a Lui la preghiera che scaturisce dalla fede. Preghiamo insieme dicendo: Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per la Chiesa, perché sia fedele alla missione di annunciare con gioia a ogni creatura che tu, Verbo fatto carne, sia il volto misericordioso del Dio invisibile, noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per le famiglie, perché il cordiale ritrovarsi di questi giorni risaldi i legami tra le generazioni e in te chi sei la pace, vengano superate incomprensione e sofferenze, noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Perché nelle tenebre splenda la tua luce, nel dubbio risuoni la tua parola e nella fatica trovino in te la noi, Dio e vero uomo, ascoltaci. per i disoccupati, i detenuti, i profughi, perché nessuno si senta solo e abbandonato, ma tutti siano raggiunti dal tuo amore, noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per noi qui riuniti nel tuo nome, perché dallo scambio gratuito dei doni nasca la volontà di una rinnovata attenzione alle necessità dei poveri, noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Signore Gesù, Verbo del Padre, di me condividere la condizione umana e darci il potere di diventare figli di Dio. Dalla sua pienezza donaci grazia e verità, perché le nostre azioni siano feconde di bene, tu che vivrei nei secoli dei secoli. Ladro del cielo, largo di me, Redentor, tu che
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, Padre, questo sacrificio, dal quale viene il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino per Cristo nostro Signore. Amen. E sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparso agli occhi delle nostre mente la luce nuova del tuo favore, riconoscendo Dio visibilmente. Per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle nazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi ti lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordaci, Signore, dei tuoi fedeli, ricordaci da tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo anche se ti offriamo questo facciamo la preghiera che Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione di purezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Maria, Vergine illibata, diede al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. San Giuseppe, suo sposo, i suoi santi apostoli martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per il di aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo. Noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e aggregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione. Ti piace favore, il sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre, la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza. Per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che
di Dio Santo, chiami beata passione dai morti, gloria al cielo, del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina. Che questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione dal cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, che ti hanno preceduto con il segno della fede e il sonno della pace. Signore, e a tutti quelli che riposiamo in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace, e a noi, ai tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnesi, Cecilia, Anastasia e tutti a godere della loro sorte beata, non per noi, per i nostri meriti, ma per la richiesta del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità del Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. La parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire cantando. Santificato il tuo cuore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dammi oggi il nostro pane quotidiano, e ripeti a noi i nostri debiti, come anche noi ripetiamo ai nostri debitori, e non liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Cristo e Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vive dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. La tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha dato di luce questo giorno santissimo, lontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua benedizione e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi concede il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa oh gratia.
Dio divino, io ti vedo qui a tremare. Oh Dio beato, oh quanto ti costò, quanto ti costò avermi amato.
Dedicato proprio di qua, al patriarchia. Questo è bello.